Eccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori, siamo in diretta, parliamo di problemi con le pensioni, ce ne sono diversi da affrontare, l'abbiamo detto anche in passato e cerchiamo di darvi delle soluzioni, più che altro delle indicazioni su cosa fare. Quando sorge il dubbio è bene come sempre rivolgersi alle persone esperte, non lasciar perdere, non cercare di affrontare situazioni dietro le quali poi si perde la testa, ma affrontarle per tempo subito e andare quindi agli sportelli dello SPI CGIL del Veneto. Ce ne sono veramente tantissimi, ci sono persone che continuano ad aggiornarsi, che fanno formazione, che cercano di seguirvi nel miglior modo possibile. Andare fisicamente, la telefonata, spiegare la cosa, abbiamo avuto più volte anche telefonate di telespettatori, telespettatrici che raccontano il caso, che è difficile perché sono casi particolari, devono essere affrontati con carte alla mano. Però molte volte effettivamente si può aver pagato più del dovuto o si debbono dei soldi che si possono anche rateizzare, insomma ci sono diverse soluzioni che possono essere prese, ma bisogna sapere come fare. Per parlare di questo e di altre interessanti novità abbiamo le nostre esperte. Ben ritornata Rosanna Bettella, segretaria generale dello SPI CGIL di Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie. Maria Pistorello, ben ritornata, responsabile Dipartimento Previdenza SPI CGIL del Veneto. Buongiorno a tutti. Allora, incominciamo un po' a livello generale con la questione pensionistica che si presenta adesso a tanti cittadini. Adesso siamo in febbraio, allora ricordo brevemente agli ascoltatori e alle ascoltatrici che nel mese di gennaio purtroppo si sono trovati la pensione leggermente più bassa rispetto a quanto prendevano di mensilità l'anno prima. Questo è stato dovuto al fatto che è stato conteggiata la rivalutazione in modo eccessivo e l'INPS o la gestione pensionistica, se diversa dall'INPS, si è trattenuta allo 0,1% rispetto a quanto dato nel corso del 2014. Allora le trattenute fino a 6 euro sono state trattenute solo nella pensione di gennaio. Quelle di importo superiore invece sono state divise tra la mensilità di gennaio e febbraio e quindi i nostri pensionati e le nostre pensionate devono fare riferimento alla fine, per una parte, alla pensione di marzo per sapere l'esatto importo. Certo che è un importo modesto rispetto all'anno scorso, è maggiorato in maniera modesta perché è stato riconosciuto soltanto uno 0,3% di incremento calcolato in base alla inflazione dell'anno scorso. Sappiamo che è stata nulla. Vabbè, e poi ci scontriamo col fatto che diciamo continuamente che c'è stato poco aumento di prezzi, poi invece vediamo che nei prezzi dei generi alimentari. E io proprio voglio portare qui anche un'esperienza personale. L'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva, va bene che ci sono stati problemi perché è stato un anno piovoso, ma la bottiglia di olio che compravo io è aumentata di più di 2 euro, per cui io mi chiedo poi invece su una pensione... Siccome anch'io prendo sempre gli stessi prodotti, io faccio la stessa osservazione, sono aumentati 20-30 centesimi eccetera, quindi anch'io sono qua che sto chiedendo dov'è la deflazione. Esatto, certi servizi, certe cose. C'è stata una malattia forte, importante degli olivi. Ma non solo gli olivi, io sto parlando di tutt'altri prodotti. Su questo io sono molto preoccupata. Io di altri prodotti, infatti anch'io sono molto perplessa perché la stessa cosa segnala anche in servizi, altre cose, per cui vabbè. Quindi avere un velo pietoso. Esatto, un aumento di pochi euro te li mangia già l'olio, per dire, no? Ho fatto l'esempio di questo, ma su altri generi di prima necessità, esatto, constatiamo comunque sia che aumentano. Poi lo sappiamo, il calcolo dell'inflazione si fa su un paniere di generi che sono i più vari e questi calcoli seguono il loro corso. Noi da tempo solleviamo come SPI CGIL la questione, no? Avevamo fatto la proposta nel passato, perché è comunque importante ragionare su questo, di un paniere specifico proprio per le persone anziane. Proprio per capire poi come applicare l'aumento annuale che dovrebbe esserci, quindi applicarlo in modo diverso, proprio tenuto conto che i generi di prima necessità, quelli che usano soprattutto le persone anziane, hanno un aumento diverso, diciamo, da quello che invece viene calcolato. Cosa dice questo a proposito degli aumenti che in realtà sono segnalabili? Naturalmente
ai nostri sportelli in questo mese, no? Sono cominciate ad arrivare già le persone preoccupate perché si sono viste questa diminuzione piccola, però su una pensione magari consistente non si nota o si nota fino a un certo punto, ma una pensione bassa chiaramente la diminuzione si fa sentire. E credo che ne avremo ancora, se non mi sbaglio, non soltanto per 2 mesi, perché poi c'è l'addizionale IRPEF, c'è l'addizionale regionale, per cui anche quello che non fa parte della pensione in sé, per cui la pensione diciamo che con febbraio si mette a posto, no? Avranno solo questo incremento dello 0,3%. Ma le addizionali IRPEF e le addizionali comunali invece incidono indipendentemente, come dire, e quindi si troveranno soldi in meno. E davvero, guardate, in questa situazione, vedere tanti anziane e anziani che vengono ai nostri sportelli con queste povere pensioni che hanno 500, 600, 700, io parlo di quelli con le pensioni basse, e che anche i 10 euro, gli 8 euro, i 5 euro in meno, loro li sentono molto, fa pena, insomma, ti fa stringere il cuore. Dopo, d'altra parte, noi siamo dentro un'organizzazione sindacale, una sede sindacale dove oltre ai pensionati vengono tantissimi lavoratori e lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro, che vengono a fare la domanda di disoccupazione. E guardate qua, a noi sembra che non finisca mai, insomma, questa crisi è davvero un brutto periodo che speriamo finisca più presto. Dopo parleremo appunto anche da chi è appena andato in pensione, da alcuni calcoli che devono essere fatti, alcune situazioni un po' particolari. Ritorniamo nuovamente alla situazione, quindi questi sono gli importi sostanzialmente, o c'è qualcos'altro? Sì. No, gli importi sono questi sostanzialmente. Noi ci stiamo attrezzando ormai quasi in tutte le nostre sedi poi per dare un aiuto ulteriore ai nostri pensionati. Quindi proprio per capire bene intanto se la loro pensione è giusta, perché se il sindacalista diciamo dei lavoratori, no, controlla la busta paga dei lavoratori, anche noi siamo in grado di controllare la busta paga del pensionato. Che cos'è la busta paga del pensionato? Dalla quale poi emergono, no, quanto è stato l'aumento, quali sono le addizionali che sono da pagare, se sono giuste. La busta paga del pensionato si chiama in gergo tecnico il modello BISM. Allora noi ci stiamo attrezzando intanto per dal momento che l'INPS ormai da 3 anni, questo è il terzo anno in cui non manda più a casa dei pensionati questo modello, noi ci stiamo attrezzando anche quest'anno per poterlo richiedere noi. Quindi diciamo ai nostri pensionati: venite nelle nostre sedi, perché possiamo, adesso l'INPS dovrebbe pubblicare il nuovo modello BISM del 2015 a giorni, quindi venite nelle nostre sedi perché noi possiamo entrare per i nostri iscritti nell'INPS, nel cassetto previdenziale, così si chiama, dell'INPS, e recuperare il modello BISM, cioè il resoconto di quello che il pensionato prenderà nell'arco del 2015. Ci vuole un codice, vero? Ci vuole un PIN? Allora, noi abbiamo ottenuto dall'INPS ancora l'anno scorso, c'è stato fatto un accordo tra lo SPI, CGIL e l'INPS nazionale, e ci hanno consentito, i nostri collaboratori hanno consentito l'autorizzazione dei nostri collaboratori nelle varie sedi che abbiamo nel territorio, affinché possano, per i nostri iscritti, entrare proprio nel sito dell'INPS e su richiesta, naturalmente, su specifica delega dei nostri pensionati, entrare e tirar fuori non solo il modello BISM,
cioè la busta paga del pensionato, ma anche se serve, se già il pensionato non fa la denuncia dei redditi, perché in questo caso se ne occupa il CAF, ma se nel caso il pensionato non fa la denuncia dei redditi può chiedere anche il modello, la certificazione dei redditi, il CUD, quello che conosciamo col nome di CUD, che quest'anno ha perso la D, ma è sempre la certificazione dei redditi dell'anno precedente, quindi nel contenuto è sempre la stessa cosa. Quindi possono venire nelle nostre sedi perché noi saremo attrezzati. Siamo attrezzati per fare questo, posso già dirlo. L'unica cosa è che l'INPS non ha ancora reso visibile nel sito il modello di quest'anno. Voi siete attrezzati, l'INPS è ancora indietro. Sì, noi siamo là pronti per ricevere le persone, però ma comunque è una questione di giorni, no? Sarà una questione... Ecco, quali sono le altre cose da cui prestare attenzione? Sì, allora, questo, venire a vedere, vedere insieme questo OBISM per vedere che tutto sia a posto, che effettivamente il pensionato percepisca tutte le parti pensionistiche che gli possono interessare, perché anche qua siamo molto attenti al fatto che ci sono delle scadenze o dei momenti, delle età particolari in cui si può richiedere all'INPS, se si è titolari di pensione bassa, diciamo così, no? Entro un certo reddito, si possono avere dei soldi in più, ma è su richiesta. Esatto. È sempre su richiesta, per cui tanti anziani non lo sanno, non ci pensano, hanno la loro pensione che gli è stata data sempre su richiesta quando sono andati in pensione. Che questa cosa qua che voi avete detto... bisogna fare richiesta, l'avete detto a tempo Rosanna la ricordava l'altra volta. Sì, perché tanti veramente, ma penso anche alla pensione di reversibilità, no? Quando manca uno dei due coniugi. Normalmente... chissà perché si pensa che la pensione delle reversibilità sia per le vedove, donne, no? Perché probabilmente sono in maggior numero le donne vedove, mentre la pensione di reversibilità è per il coniuge superstite, certo. No? Non per le donne in particolare. È vero anche che a me verrebbe da pensare che automaticamente viene a mancare una persona, automaticamente l'INPS provvede a erogare la pensione. Invece no, è ovvio che viene da pensare, che non devi chiederlo. Guarda, l'unica cosa che danno automaticamente è la 14ª. Ma pensavo però sanzioni. vigiliamo perché delle volte ci sono degli errori, magari non viene erogata anche se ne hanno diritto. Però quella è l'unica che viene data. Sì, ma chi viene data? C'è una... Sì. La 14ª sì, è una come posso dire, una mensilità in più riconosciuta alle pensioni di importo lordo fino a poco più di 750 euro mensili ed è stata data a partire dall'anno 2008 in seguito ad un accordo governo-sindacati, l'allora governo Prodi, che è stato l'ultimo a dare qualcosa ai pensionati, lo voglio ricordare. È stata data questa 14ª che si può ottenere a partire dai 64 anni. Rosanna diceva bene, viene data d'ufficio, salvo naturalmente, viene data in via provvisoria, salvo poi controllare se davvero il pensionato ne ha diritto, infatti poi chi la percepisce deve presentare il modello RED in occasione del controllo che si fa periodicamente. E per quanto riguarda i dipendenti pubblici, anche questa viene data automaticamente. Finora l'ex INPDAP mandava a casa del dipendente pubblico una lettera in cui lo avvisava che con lo scadere, con il compimento del 64esimo anno di età avrebbe avuto diritto ad avere la 13ª e gli mandava anche, scusate, la 14ª e gli dava anche un resoconto preventivo dei redditi da compilare. Ho detto finora l'ha fatto, quindi non sappiamo, perché l'INPS a mano cerca di mandare a casa ai pensionati meno lettere possibili proprio per risparmiare da questo punto di vista. Allora mettiamo tutti sull'allerta, i nostri pensionati e le nostre pensionate,
all'età di 64 anni, al compimento dei 64 anni, con un reddito personale, non tenendo conto del reddito del coniuge, perché questa è una misura che va a premiare la persona che ha la pensione frutto di contributi versati. Solo quindi chi ha la pensione che è frutto di contributi, non le pensioni sociali, certo, gli assegni sociali, queste cose qua, sappiano che hanno diritto a questa 14ª. Se per caso non la dovessero ricevere, anche in questo caso passano nelle nostre sedi dell'Ospizio CGIL e noi li possiamo aiutare a fare la domanda per poterla ottenere. Perfetto, quindi anche questo è un altro aspetto importante. Sì. Ci sono delle altre attenzioni da avere naturalmente. Sì, beh, altre attenzioni, ripeto, non è che... Sì, per esempio, se posso, Rosanna, visto che stiamo parlando, no, di cose che eventualmente se l'INPS si dimentica di erogarle, dà l'ansia sta esatto, cosa. in questo caso qua Rosanna diceva bene, la 14ª dovrebbe essere data d'ufficio, però abbiamo constatato, perché abbiamo seguito i casi, talvolta l'INPS se ne è dimenticato e quindi la domanda gliel'abbiamo fatta fare noi al pensionato. Ma chi ha per esempio una pensione integrata al trattamento minimo, quindi i 502 euro al mese di pensione, sto parlando sempre di pensioni integrate perché sono frutto comunque di contributi versati, non sono pensioni sociali in questo caso, anche se poi queste aggiunte possono essere chieste anche dalle pensioni sociali. Ricordo che a partire dai 60 anni si ha diritto a una maggiorazione di 25 euro che diventa poi 82 euro a 65 anni e diventa di più col passare degli anni. E allora queste invece sono misure, quelle dei 25 euro in più, degli 82, dei 40 a partire dai 75, ma dell'incremento della pensione a partire dai 70, sono tutte misure che l'INPS non eroga automaticamente. Cioè una persona che va avanti con gli anni, che matura questo diritto, non se le vedrà mai nella propria busta paga di pensionato se non fa la domanda. Quindi in questo caso giova, vero Rosanna? Abbiamo stilato anche uno slogan che misurarsi la pressione fa bene, vero? Ma fa altrettanto bene anche far controllare la propria pensione e noi insomma siamo nelle nostre sedi e possiamo dare una mano da questo punto di vista per capire, soprattutto ripeto, per coloro che hanno le pensioni basse, che sono adeguate al trattamento minimo, quindi sui 500 euro o di poco superiori, sanno che hanno diritto ad avere delle maggiorazioni con l'avanzare dell'età. Ecco, quindi... Sì, e questo poi la dice lunga sul fatto che se il pensionato non fa la richiesta, no, Niente, tutto tace. E se però l'INPS ravvisa che ha dato dei soldi in più, è spietato, no? Manda immediatamente, bisogna che ritornare il dovuto e addirittura va indietro di 10 anni, fino a 10 anni. Se invece è l'INPS che è deve l'INPS dare. che sbaglia, che ha sbagliato, per esempio per il pensionato, può andare indietro solo di 5 anni. Sì, ma questo è paradossale. Questo cioè, non è paradossale, è una discriminazione, no, secondo noi, è una iniquità. E l'avete segnalata, è stata sollevata? Certo, questo è oggetto delle nostre contrattazioni che facciamo quando parliamo, c'è l'incontro periodico. E cosa viene risposto? Che sono le leggi, che è il Parlamento, no, perché non è che è l'INPS, è vero che non è l'INPS direttamente che poi stabilisce queste... Ma, vabbè, siamo nel nostro paese. Allora, pubblicità, poi torniamo insieme tra poco.